Museo archeologico di Agrigento ha ospitato la prima edizione del premio Dona Maiora, promosso dalla sezione agrigentina dell'UNUCI, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia. Il premio, denominato Dona Maiora, si ispira alle ricompense militari dell'antica Roma che venivano assegnate ai soldati o ufficiali valorosi. Il premio, consistente in una medaglia d'argento, è stato assegnato al personale appartenente ai corpi armati dello Stato, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, che nel corso dell'anno si è distinto per professionalità, attaccamento al corpo di appartenenza, encomiabile impegno e sprezzo del pericolo. Presenti il prefetto di Agrigento Cocciufa e i comandanti provinciali delle varie forze di polizia e forze armate. Ecco nel particolare i premiati. Per il comando dei Vigili del Fuoco il caporeparto Salvatore Salamone, il vice coordinatore Giuseppe Caruana, il vigile coordinatore Maurizio Moscato, il vigile esperto Vittorio Pisano e il vigile Salvatore Cacioppo. Per la Polizia Penitenziaria l'ispettore superiore Giuseppe Croce. Per la Polizia di Stato il vice questore aggiunto Giovanni Minardi. Per la Guardia di Finanza l'appuntato scelto Filippo Ruggeri. Per il Comando Provinciale dei Carabinieri il brigadiere Gianluca Pellegrino. Per la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle il luogotenente Giovanni Tortorici, il secondo capo Alfonso Gangarossa, il sottocapo di prima classe scelto Davide Angileri, il sottocapo scelto Giuseppe Alaimo, il sottocapo scelto Andrea Ragusa. Un premio particolare è stato assegnato anche all'esercito italiano, al 46° Reggimento Trasmissioni di Palermo. Una serata che è stata anche allietata dagli interventi artistici degli apprezzati soprano Giovanna Vullo e dal pianista maestro Salvatore Galante. Wish